professor Antonino mi ha detto come pronunciare bene il tuo cognome, mi ha detto di utilizzare il siciliano e quindi di poter dire che per l'autorità a noi concessa dal Sommo Pontefice, dal Reverendissimo Gran Cancelliere dell'Università Salesiana, a norma delle Costituzioni Apostoliche e degli Statuti dell'Università, proclamiamo Jouvence Pelondramana Razzana. No, non ci sono riuscito. Sentitelo com'è. Jouvence Pelondramana. Ecco, con quella DR proprio siciliana. Ecco. Dottore in teologia, specializzazione di dogmatica. Secondo però quanto prescrivono le Costituzioni Apostoliche e gli Statuti dell'Università, sarà insignito del titolo di dottore e fornito di diploma quando avrà stampato almeno un estratto della dissertazione e consegnato a questa università le copie prescritte. Noi per intanto, per arrivare a questa conclusione, possiamo dirti che la Commissione ha pensato di darti il massimo dei voti sia per la difesa orale ma anche in gran parte per il voto scritto, per cui credo che messo insieme con quello che è l'antecedente dei tuoi studi dottorali avrai un bel voto, perché questo viene fuori da una serie di composizioni, ma già per adesso capite che stiamo andando per la sicurezza e la buona qualità di quanto ha fatto. Quindi meriti veramente approvazione e per questo sanciamo di preciso che sei proclamato dottore in teologia. Se mi permettete faccio un ringraziamento veramente sentito, mi rivolgo al suo rettore magnifico, Sono stato, adesso non più, e mi rivolgo al mio direttore di tesi, Aimable Luzoni, veramente era molto impegnato per poter dirigermi e farmi arrivare a questo punto finale. Non era facile, veramente ha fatto con passione, con serietà, con generosità, perché se no sarei scoraggiato. Grazie professore, veramente mi ha fatto anche innamorare l'Africa, perché trattando questa tesi io pensavo all'inizio solo andare in Madagascar, ignorando l'Africa. Invece il mio direttore ha inserito anche l'Africa in modo abbastanza abbondante. E lì ho avuto il modo di scoprire tanti autori africani, perché la mia radice, siamo africani, continenti, anche di origine, come ho espresso all'inizio. Per questo non posso non ringraziare il professore. La collaborazione rimane sempre nel mio cuore, il libro della mia storia. Grazie, grazie mille. Io mi rivolgo al nostro professore Antonino Romano, che conosce bene la mia realtà. Questo è anche il privilegio, perché tanti dicono per fare un dottorato, una ricerca, se i professori non conoscono la mia realtà faccio come mi pare. Invece non puoi andare da nessuna parte se qualcuno non conosce la realtà. Ha letto tutti i libri malgaci. Io quando è stato proposto come secondo relatore avevo paura. Io dico, guarda, quel che devo fare sa tutto lui. Invece è stato un grande aiuto. È un onore anche avere un professore dell'università che parla molto meglio di me malgascio. È un onore, veramente. Grazie professore. Il professore Antonio Scudero è stato veramente un grande aiuto per procedere come incoraggiamento, come indicazione, metodologie. Grazie professore, veramente per me è una storia che rimane per sempre. Grazie per questa università che mi ha accolto, mi ha dato possibilità di diventare dottore in teologia. Grazie. Allora, ringrazio il Signore perché mi ha fatto arrivare a questo punto. E rinnovo ancora il mio ringraziamento al mio direttore della tesi qui in mezzo a noi
ai relatori, all'università. Grazie per essere venuti in questo evento così importante, delicato, difficile. Qui siete secondi, vero? Quindi faccio tanti auguri a tutti, non solo a me. Un'altra. Ah, io. Sì. Grazie. Allora, siamo arrivati alla torta. Prima di tutto vi ringrazio per essere venuti in questo. Vi siete resi conto che stare solo in quella sala non è simpatico, assolutamente. Come mi hanno massacrato dall'inizio fino alla fine, e quindi avendo voi accanto mi sentivo proprio la forza di reagire, anche se qualche volta però ho reagito, e quindi per questo la vostra presenza è molto significativa. Non è un traguardo leggero, molto pesante dall'inizio fino alla fine. Anche il direttore della tesi ha fatto veramente le sue compassioni per poter accompagnarmi, correggere, indirizzare, rinunciare, negare, contestare, tutto in mezzo. Poi sono arrivato alla fine. Poi lui è il motore. Se lui non mi autorizza di stampare il libro, non discuterò mai quella tesi. Infatti nel novembre dovevo prendere i giudizi dei 3 professori, perché quella che abbiamo fatto oggi è soltanto una parte. Gli altri lavori hanno già guardato prima. La tesi, una volta fatta, mandata in segreteria della facoltà, la segreteria che distribuisce ai relatori. Loro hanno 1 mese e mezzo di navigare in quella tesi, sanno a memoria la tesi, ecco perché vengono citate pagine, ogni passo, sanno a memoria. E loro alla fine danno il loro giudizio, viene chiamato placet. Se non placet non puoi, 2 danno placet, posso andare avanti, perde 1, perché sono 3. Se 2 non danno placet, quella tesi, quella fatica, buttata via. Siccome mi hanno dato 3 placet mese di novembre, 3 placet vuol dire che posso procedere, però il mio direttore mi ha incaricato ancora di aggiungere, ho dovuto scrivere 50 pagine per colpa sua, per colpa sua, e poi lui ha detto va benissimo così. Allora sono andato a stampare. Dopo 1 settimana mi consegna la segreteria, già potevo fissare la data. Per legge, norma, 2 mesi dopo puoi discutere. Siccome il professore che parla molto bene lingua mia, lingua nostra, e vive in Messina, professore lì, direttore dell'istituto, lui è venuto per le altre tesi, l'hanno abbinato, per questo siamo qui. Se no, 2 mesi ci vogliono per poter discutere. Allora, il dunque qual è? Sicuramente chi vuole già la torta vuole il dunque. Il dunque è questo. Grazie per veramente avete rinunciato ai vostri impegni da Roma, da Sella di Como, dove stai cugino? Dove? Da Cerrere, Dall'albero? Da Torni in Parte, quindi siete venuti per accompagnarmi perché avete capito che l'unione fa la forza. Per avere forza non basta stare solo, esprimere quello che hai scritto, basta vedere la gente che ti accompagna, guarda, nasce quell'energia. Io prima non dormivo, no, che cosa succede? Io, quando vi ho visto riuniti lì, io comunque vada, sarà un successo. E lì ho reagito proprio,
Grazie. Ringrazio Marina, come sempre mi coccola sempre quando ho fatto 20 anni di sacerdote, ha fatto quella torta, c'era anche loro, quella torta indimenticabile. Adesso ci ha offerto anche questa, per questa mi sento coccolato. Non pensate che dopo questo diploma e io lascio sempre, io so sempre, ragazzi, ma volete fare questo video? Va bene, scherzo io, Grazie mille. Allora, se riesco. Wow.